Troppe telecamere. Telecamere ovunque. Ok. Telecamere ovunque. Chat live. Dobbiamo mettere un obiettivo? No, un obiettivo non si può fare. Tipo, possiamo mettere tipo i sondaggi. Trovata Carla. Ok, tipo qua facciamo via sondaggio. O avvia una sessione di domande e risposte. Domande e risposte anche, forse. E avere un sondaggio, Vai, tipo il sondaggio. migliore in campo. Perfetto. Bello, tutto in live, mentre... Il bello della diretta. Il migliore in campo di ieri. Allora, li mettiamo. Ragazzi, siamo live per parlare di Napoli-Empoli. Se volete seguirci anche su YouTube, seguiteci anche su YouTube, sulla pagina Calcio Espresso. McTominay, Lukaku, migliori in campo. Tra chi? McTominay, Lukaku, Gilmour. E basta, penso direi. Sì. E scendiamo un'opzione Mazzocchi così. Ha fatto una cazzo di partita. Mazzocchi, devo dire la verità, ha fatto ricredere. Ok. Ok. Partiamo perché se aspettiamo facciamo finta che non c'è questa cosa, ok? Lo facciamo sempre. In che senso? È perché diciamo così non ci... certo. Perché se no guardiamo qua... No, infatti ma guarda qua. Esatto. Andiamo? Vamos. Ok, siamo live ragazzi, bentornati in questa nuova puntata di Calcio Espresso e bentornati al caffè del lunedì. Caffè del lunedì che ci porta ad analizzare questo turno di Serie A, naturalmente partendo dal Napoli, questo mi sembra logico. È certo, è normale, con una sonora vittoria di 3-0 contro l'Empoli, però dobbiamo dire che si aspettava una vittoria del Napoli, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e la cosa che è stato un piacere. Esatto. E la cosa incoraggiante è che è stata proprio la prestazione, uno su tutti quello di Scott. Scott è stato fenomenale secondo me. Sì, allora la prestazione in generale è stata veramente incoraggiante. La cosa incredibile in questa partita che ci terrei a sottolineare, che è veramente incredibile, è la partenza lenta. Perché? Abbiamo fatto il contrario. Esattamente, diciamo, è stata una cosa incredibile perché siamo partiti veramente... diciamo piano, ma più che altro l'Empoli è partita veramente forte nonostante tutti i problemi che ha. E naturalmente non sto qui a dire che l'Empoli ci ha messo sotto perché sarebbe assurdo. No, però ha avuto delle occasioni nei primi 10 minuti, ha costruito qualcosa. Ha creato dei pericoli. Creato pericoli, però tenuti a bada dalla difesa. E devo dire, Juan Jesus ha fatto un'ottima partita, peccato per l'infortunio. Anche perché adesso bisogna capire che si è stirato proprio. Si è stirato male. Bisogna capire Buongiorno se recupera. Dalle parole di Conte sembra che possa recuperare per la settimana prossima. Allora, io non penso, la mia paura per così dire è che non credo che Buongiorno recuperi per Monza. E seppure recupera, titolare non parte dal mio punto di vista. E se devo dirla tutta, a me Rafa Marin non è mai dispiaciuto. Non mi sembra essere entrato male contro l'Empoli. E infatti è quello che ti volevo dire. A Monza, cioè, con tutto rispetto. Ma infatti il caso vuole che c'è la possibilità di far giocare Rafa Marin titolare contro una partita contro il Monza che sulla carta dovrebbe essere abbastanza facile, abbordabile, quindi quale migliore occasione per Rafa Marin giocare titolare contro una squadra che dovrebbe dare pochi pericoli, cioè una buona prova, un buon campo di prova. Ma assolutamente, soprattutto vorrei aggiungere che Conte ha già detto che nel caso Buongiorno non dovesse recuperare, lui ha piena fiducia naturalmente in Rafa Marin, perché ha anche detto ha mangiato tanta erba ed effettivamente il ragazzo ciao Salvio, buongiorno. Diciamo il ragazzo è stato relativamente sfortunato quest'anno perché ha beccato una stagione in cui chiaramente non ci sono coppe, ha beccato un difensore davanti come Buongiorno che è fortissimo, un altro difensore come Juan Jesus che non sarà un fenomeno ma la sua esperienza ce l'ha. Considera sempre che Rafa Marin lui arriva come sostituto eventuale di Rachmani, non di Buongiorno né di Juan Jesus, quindi non sulla sinistra. Ha avuto poche possibilità perché non ha avuto davanti a sé un Rachmani
indebolito da infortuni o da prestazioni negative. Poi è un giocatore che secondo me Conte ha fatto crescere durante gli allenamenti, non per nulla lui doveva essere il partente in difesa nel mercato di gennaio, e veniva poi sostituito con un altro giocatore che doveva essere Comuzzo, poi non si è fatto niente di più, vabbè, quello è un altro discorso, però è rimasto, ha mangiato tanta erba come ha detto Conte, e le sue occasioni l'avrà. Ma assolutamente. Detto ciò, purtroppo Juan Jesus penso che sarà fuori. Io penso abbia finito la stagione, considerato lo stile. Se è veramente uno stiramento pesante, aspettiamo gli esami strumentali, ma credo che un mesetto, forse, per come la sua smorfia, per come zoppicava, che non ma lui ha riusciva fatto neanche a proprio tenere, la vita, sì, si è strappato. mi sono proprio stappato, un mesetto sicuro sarà fuori. Comunque detto questo, possiamo parlare anche della buonissima prestazione di Mazzocchi? Assolutamente sì. Allora, questa era una cosa mi ha sorpreso. Allora, io ci volevo arrivare, tu hai aperto l'argomento subito. Io devo dire che una delle cose più belle in assoluto di questa partita non sono stati nemmeno i gol, ma sono stati gli applausi che lo stadio ha riservato a Mazzocchi al momento della sostituzione, perché ragazzi, questa è stata una cosa favolosa, perché è un ragazzo napoletano che ci mette l'anima, sbaglia, perché può sbagliare, naturalmente non è un fenomeno, non stiamo parlando di Dani Alves, con tutto il rispetto, ma lui lo sa benissimo, ma è un ragazzo napoletano che si sta facendo un culo così, e ragazzi, giocare a Napoli da napoletani sappiamo tutti è abbastanza difficile, è una tragedia praticamente, e non ci nascondiamo il fatto che comunque è stato abbastanza criticato in quest'anno e anche l'anno scorso, anche stesso da me. L'ho criticato, non mi ricordo in quale partita, che io dissi non è un giocatore da Napoli, è una buona riserva, ma non è un giocatore da Napoli. Devo dire che mi ha sorpreso ieri, mi ha meravigliato. Ha fatto un'ottima partita di copertura, e non solo, ha fatto 2 o 3 incursioni. ma assolutamente. C'è stato un momento in cui si è liberato da 3 avversari durante il primo tempo, con tocco di sinistro, tocco di destro, è uscito e ha fatto ripartire la situazione del Napoli. Non ti nascondo che spero sempre, ho sempre sperato che segnasse, perché secondo me, allora lui lo disse, allora, è facile ricordare le dichiarazioni insomma dei vari Lukaku, McTominay e tutti gli altri. È più difficile ricordare le dichiarazioni di un Mazzocchi. Io invece me le ricordo all'inizio, alcune cose mi rimangono impresse, e lui disse che uno dei suoi sogni è segnare un gol con la maglia del Napoli al Maradona. Cioè, io veramente ancora te. Esatto, queste magie spero che accadano sempre, perché chissà se segnerà il gol vittoria dello scudetto. Magari troppo ritirato. Lo segna Gong il gol vittoria dello scudetto. Andrea, ieri sera poi abbiamo visto Rafa pareva sparuto e perplesso nei movimenti. Mi spiace dirlo, ma questa stagione per lui è stata involutiva. Non lo so, nel senso, io l'ho visto l'ho letto sicuro come nelle sue giocate, cioè passava indietro, era sicuro nel passare comunque a Meret, faceva dei fraseggi anche in difesa, impostazione dalla difesa. Consideriamo anche che ha giocato a sinistra, non a destra, quindi non sul suo piede naturale, ma il suo opposto. Non l'ho visto. Sono impressioni, il discorso è che sono impressioni, naturalmente anche a me non mi è sembrato, diciamo così, fuori dal contesto, però è chiaro che comunque lui è entrato sul 3-0, ecco, una partita diciamo tendenzialmente chiusa. Bisognerà vedere, non diciamo nulla è scontato, naturalmente. È ovvio che, con tutto il rispetto per Rafa Marin, la speranza di tutti noi è che Buongiorno recuperi dall'infortunio. Ti dà qualcosa in più Alessandro Buongiorno? Ma assolutamente, ti dà qualcosa in per più. tanti motivi, per tantissimi in fase di impostazione, in fase di incursione, come di copertura, marcatura. Buongiorno è una spanna sopra gli altri, ovviamente. Assolutamente. È stato fuori parecchio quest'anno, devo dire la verità. Fortunatamente abbiamo avuto Juan Jesus che il suo l'ha fatto, che se ne dica. Vabbè, diciamo che il primo non è stato colpa sua, non è stato un infortunio muscolare, è stata colpa della sfortuna. Però dietro c'è stato un Juan Jesus che ha fatto un'ottima prestazione, non solo contro l'Empoli, ma anche nelle 7-8 partite che ha saltato Buongiorno.
Juan Jesus l'ha sostituito alla grande. Assolutamente. Si parla anche di rinnovo di un altro anno di Juan Jesus, se non sbaglio. Ma alla fine, guardate, ci può stare, nonostante mi pare che nella puntata in cui noi abbiamo fatto sul Napoli chi va, chi resta, insomma, chi toglieremo, chi Io l'avevo messo fuori. Esatto, ma in realtà tutti e due l'avevamo messo fuori per tanti motivi. In realtà, ragionandoci un secondo, ci potrebbe anche stare tranquillamente, ragazzi, perché comunque è un giocatore di esperienza, un giocatore che messo nelle condizioni il suo lo fa, ed è un giocatore, raga, cosa che il Napoli difficilmente ha, come anche per esempio Mazzocchi, no? Per esempio Salvio diceva che probabilmente la sua ultima stagione al Napoli, perché dice gli applausi per Pasquale dimostrano l'affetto del popolo napoletano verso un suo figlio nella sua ultima stagione. Potrebbe essere, come potrebbe non essere, in realtà dipende dagli acquisti che vuole fare il Napoli sulla corsia di destra. Il discorso è però, giocatori come Juan Jesus e Mazzocchi, ragazzi, per quanto vi possano sembrare scarsi, per così dire, sono giocatori che spesso servono, perché sono quei giocatori che tu metti là in panchina, non rompono i coglioni, non dicono niente, si allenano e sono pronti. Esatto. Infatti andatevi a vedere l'intervista che ha fatto con Jesus, non mi ricordo per quale canale o quant'altro. È un uomo di grande spessore, oltre ad essere un ho capito che intervista dice, è sempre YouTube, è sempre il Napoli. Ah, ok, avevo visto degli spezzoni, ho sentito un programma su YouTube che fa il Napoli. Ho sentito l'intervista, è un ottimo elemento secondo me spogliatoio, dà tanto, ha una bella persona e di grande spessore, quindi quello dà tanto. E gente che alla fine può servire assolutamente. Ti aiuta in uno spogliatoio, ti aiuta. Come aiutava per esempio alla Juventus Danilo. Ma assolutamente. Cosa che è stata... Vabbè, la Juve, diciamo, è famosa per fare cagate all'epoca del P. Sì. Quindi me lo terrei anche come quinto difensore Juan Jesus, se dovesse dare quel supporto alla squadra come uomo spogliatoio. Vedremo, naturalmente Rafa Marin sicuramente partirà perché vorrà giocare, ma quindi bisognerà sicuramente investire in difesa. Rafa Marin io credo che sia un buon prospetto, deve solamente crescere, toccare con mano il campo. Ha bisogno di continuità. Non gioca mai. Quindi... Come ha avuto Nathan per esempio col Betis. Assolutamente, infatti diceva Salvio, ha toccato 4 palle in totale, i suoi movimenti erano più dettati a Meret che una sua iniziativa. In realtà, ti dico la verità, dal mio punto di vista è logico, nel senso ci sta. Probabilmente deve essere quello così, che doveva fare, perché dato che gioca poco sono i compagni che devono guidarlo. Bravissimo. Quindi è chiaro che, ripeto, è una cosa che ci può stare. Il fatto di Nathan è interessante che tu l'abbia detto, perché io penso che lì per varie motivazioni abbiamo perso una buona occasione, l'occasione quantomeno di avere un ottimo difensore, non un fuoriclasse naturalmente, ma un ottimo giocatore che poteva probabilmente dare tanto, che per un motivo o per un altro non succederà, ragazzi, perché Nathan verrà naturalmente riscattato dal Betis. 8 milioni, dai, ma viene riscattato. No, Nathan non lo dissi nel video che facemmo del calciomercato di giugno del Napoli. Io l'avrei preso, l'avrei tenuto, cioè non l'avrei fatto riscattare, però c'è il diritto di riscatto del Betis, non ci può fare niente. Assolutamente. Però una coppia buongiorno Nathan e dall'altro prendi un Rachmani e eventuale Marianucci che sembra addirittura d'arrivo come acquisto, è un buon mix fra difesa giovane e difesa d'esperienza. Allora, Marianucci, andiamoci nei piedi di piombo, perché qua come al solito del Napoli dicono è chiuso e poi non si chiude niente. Credo che sia fatta, dai. Che non sembra male, sembra un buon giocatore. Anche se ieri, ma là è tutto l'Empoli. Allora, lui è giovanissimo, contrastare Lukaku è comunque un armadio. Ragazzi, è dura. Io sai chi prenderei da lei. Mi sono svegliato a Bastian contrario in una vittoria, sono più critico adesso. Ma sono accettate le critiche, tanto dobbiamo discuterne, quindi va benissimo. Punti di discussione, che così parliamo. Io chi prenderei dall'Empoli è un giocatore solo, onestamente, Esposito. Sì, e lo devi prendere sempre al posto di Simeone. Lukaku sì, poi dipende come vuoi giocare, perché per esempio come si chiama? Esposito io lo vedrei anche al posto di un Raspadori, nel senso che lo vedrei come una seconda punta. Là dipende tanto comunque da quello che vuole fare Conte per l'anno prossimo, e perciò dipende come vuoi giocare, se vuoi continuare col 4-3-3, mascherato 4-2-3-1, se vuoi giocare col 3-5-2. Io penso che sia abbastanza costretto, perché altrimenti devi cambiare tutta la struttura della squadra e altrimenti non ti vai a prendere Neres, perché il Napoli è una squadra con gli effettivi che ha, perché può giocare con un 4-3-3 o il 4-2-3-1. Il 3-5-2 non è nelle corde del Napoli.
non è mai stato assolutamente. è proprio forse nel DNA, non lo so, ma non è nelle corde dei giocatori del Napoli. Quando giocava Mazzarri era 3-5-2. Ma stai parlando pure 15 anni fa, però. Okay. Quindi è abbastanza, Certo, cioè, era certo, tutto un altro Napoli, tutti altri giocatori. Assolutamente. E poi avevi Cavani. Vabbè, diciamo, era un'altra, in realtà poi era più un 3-4-3, dai, parliamoci chiaro. Sì, avevi Cavani, Lavezzi, Amsi che giocavano una a sinistra e un'altra che faceva le incursioni, giocava per un altro gioco completamente diverso. Assolutamente. Tornando al Napoli-Empoli, torniamo abbiamo un po' divagato naturalmente, ma penso che ci possa stare. Tu leggi pure di là perché io non riesco a leggere. Siamo anche in diretta su Instagram. Se volete da Instagram passare su YouTube o su YouTube passare su Instagram, passate, fate quello che volete. Fate il cazzo che volete, sostanzialmente. Comunque, tornando a Napoli-Empoli, dicevamo partenza un poco, diciamo, lenta, per così dire, con un Empoli molto aggressivo. In realtà un Empoli che, come al solito da Versa, nonostante la sconfitta per 3-0, tatticamente capisce sempre più o meno quello che si deve fare. Infatti l'Empoli ci ha aggredito abbastanza alto. Sì, allora l'Empoli secondo me è entrato in quel loop in cui non riesce più a uscirsene per le mancate vittorie. Sono 16 partite che non vince. Ed ecco perché poi è colata a picco, anche perché il potenziale, una squadra come l'Empoli che gioca abbastanza bene, ha comunque del potenziale in avanti e non solo, perché ha buoni giocatori sia al centrocampo che anche in difesa, in attacco tra Colombo, Esposito, comunque i giocatori ce li ha. È strano che non ha segnato solo 2 gol nelle ultime 12-13 partite, non ricordo. I giocatori ce li ha, però ha perso, c'ha tantissimi. Capito? L'Empoli è secondo me anche molto mentale, perché è una squadra che è strano che la trovi penultima in classifica. Ma ripeto, ha tantissimi infortuni, proprio tanti. Ma pure ieri, però, se vai a vedere la squadra titolare non è da ultima in classifica, non è un Venezia. No, capito? Esatto, tendenzialmente no. Salve dice basta poco per il 3-5-2, molto lo praticano in nazionale. No, è vero in realtà, ma in realtà quest'anno noi l'abbiamo fatto per alcune partite anche con una buona, diciamo, efficacia, mettiamola così. Sì. Probabilmente noi parliamo così perché non ci piace il modulo. Cioè, no, probabile. Io adoro il 4-3-3 come modulo, però è un fatto personale naturalmente. È chiaro che se comincia per esempio a giocare 3-5-2, il Napoli vince tutte le partite, comunque gioca alla grande, a me ne frega niente. Cioè, come è la stessa cosa che penso sia successa tra l'altro all'Inter, se vogliamo dirla tutta, perché è arrivato Inzaghi e ha cominciato a giocare 3-5-2, ha cambiato modulo, ma l'Inter gioca benissimo, quindi perché non giocare 3-5-2? No, va bene, l'unica cosa è che, come dicevi tu, se tu vai a passare col 3-5-2, Neres lo bruci. A meno che non lo faccia in seconda punta vicino Lukaku, deve cambiare il suo modo di giocare più che altro. Devi lavorarci parecchio. Si può lavorare con un giocatore come Neres. Ci si potrebbe lavorare. Non è una classica seconda punta. Ripeto, ci si potrebbe lavorare. Comunque, quindi l'Empoli ci ha aggredito alto, però la cosa che mi è piaciuta tanto è questo, infatti torniamo alla questione del sondaggio, che almeno uno di voi ha scritto Gilmour. Allora, per me Gilmour ha fatto una partita spaventosa, ragazzi, spaventosa. Purtroppo siamo sempre molto abituati ad avere la luce negli occhi di chi segna, chiaramente, ma la partita di Gilmour è spaziale per tanti motivi. Il primo motivo è perché Fazzini era uomo su Lobotka, quindi Lobo infatti ha avuto difficoltà, ma più che altro perché non aveva spazio, e naturalmente Gilmour si è preso tutte le responsabilità, tutte quante, a 23 anni. E la cosa che mi è piaciuta di più, a parte le giocate, insomma, ha pulito un sacco di palloni, è il fatto che lui, ogni volta che la palla arrivava al centrocampo, lui la chiamava. Alzava il braccio per chiamarla costantemente. Quindi, ripeto, secondo me il migliore in campo dal mio punto di vista è Gilmour. Ma assolutamente. E ti posso dire che ad oggi credo che a livello di condizione di prestazioni Gilmour supera anche Lobotka. Al momento sì. Lobo un po' è calato. Lobo lo vedo un po' in affanno, nel senso che sembra stanco, ma sembra stanco qua. Mentalmente. Quello E non so se sei d'accordo, poi sono giocatori diversi, però vedo il centrocampo del Napoli che funziona di più con Gilmour, Lobotka, invece che Anghissa sta facendo un campionato stratosferico, ok? Però per funzionalità il Napoli gioca meglio con Gilmour. Allora, lo sai che ti dico, sono d'accordo in parte, secondo me dipende dalle partite.
Ok, per esempio con l'Empoli probabilmente serve un po' più di palleggio, in alcune partite serve un po' proprio più di fisicità. No, Cioè, per è esempio, vero. se vai a giocare contro l'Inter, io penso che sia meglio mettere Scott e Anghissà No, per ma anche contrastare stavo proprio pensando anche a un'altra cosa. fisicamente. Anghissà fa anche una fase di pressing e non solo, anche di incursione verso l'area che Gilmour non fa. Gilmour non lo fa, Quindi Gilmour è un secondo aumenti il regista a tutti peso, gli bravissimo, effetti. aumenti il peso in attacco. Cioè, per esempio, Con con Gilmour e Lobotka tu giochi palesemente 4-2-3-1 praticamente, perché Scott va vero. sempre. Quando gioca Anghissà, Scott e Anghissà sono più Si alternano. mezziali praticamente, È vero, perché si devono alternare. Quindi questa è, diciamo, la differenza. Allora, inutile dire che tra 4-3-3-5-2 la posizione media dei giocatori e soprattutto dei terzi influisce tanto. Ma direi proprio di sì, cambia tutto il modo di vedere la partita, di giocare la partita. Il problema sarà, non è tanto Neres secondo me, ma è capire come fai giocare eventuali braccetti, gli interni di centrocampo, gli esterni, perché tu hai Politano, devi mettere uno che fa tutta fascia anche sulla sinistra. Cambia quello, non tanto la prima o la seconda punta. Il braccetto, per esempio, tu hai Buongiorno, Rachmani centrale. Io non lo vedo Rachmani centrale in una difesa a 3, lo vedo più Buongiorno che Rachmani. Cioè io vedrei Rachmani a destra, Buongiorno centrale e un braccetto di sinistra a sinistra. Di Lorenzo dovrebbe fare tutta fascia, ma perdi Politano. Capito? Cioè ci sono questi accorgimenti che col 3-5-2 eventuale per l'anno prossimo sta da capire. Io non credo che andremo 3-5-2. No, io sono convinto che andiamo avanti col 4-3. Ciao, dato il voto a McTominay, però anche Gilmour che giocatore, sono contento, siamo molto contenti anche noi. Soprattutto per me, ma a parte i gol e eventuale tripletta mi faceva vincere il fantacalcio. Ma McTominay ha fatto un partitone. Cioè... Aspetta, Gilmour sembra Diego Demme, ma è meglio. Ricordate? Allora, il primo Demme, però. Allora, io penso che a livello di qualità non ci siano dubbi che Gilmour sia, penso, 10 volte Demme, con tutto il bene che voglio a Diego. E a Diego veramente voglio bene, ragazzi, perché lui è arrivato con una passione smodata per il Napoli, ha fatto anche le sue figure, e poi purtroppo non si è capito che cazzo è successo. Diego Demme, ricordiamolo, Diego Demme lasciò il Lipsia da capitano per giocare a Napoli, che era in lotta per il campionato in Germania, e venne a giocare a Napoli. Assolutamente. L'hanno trattata un po' con agliato. Ma infatti onestamente non l'ho capita questa situazione. Ci saranno state situazioni strane tra lui, la dirigenza, la squadra, o gli allenatori che non lo vedevano, perché il primo anno io mi ricordo che Spalletti bene o male lo inseriva, il secondo pochissimo, il terzo, l'ultimo, quello dell'anno scorso, zero. Doveva solo, tra virgolette, andare via praticamente. Però abbiamo trattato una schifezza, effettivamente. Assolutamente sì. Tornando a McTominay, possiamo tranquillamente dire che siamo tutti sempre più Scott sessuali praticamente, ragazzi. C'è stato un piangere in cui Juan Jesus era fuori, abbiamo passato 2-3 minuti, 4 minuti. E lui si è messo a giocare centrale. Cioè, lui fa tutto, cioè fa l'attaccante. Il gol che ha fatto, il secondo gol, lui quello da centravanti puro. Quello da centravanti, uno stacco imperioso e centravanti puro quello lì. Ha fatto l'attaccante, ha fatto il rifinitore, ha fatto il finalizzatore, ha fatto il centrocampista, ha fatto la mezzala, il difensore centrale. È un giocatore a tutto campo, assolutamente. Il primo gol, ragazzi, al secondo è da attaccante puro. Mi ricorda, ma il primo gol che ha fatto più fisico ovviamente, però mi ricorda molto Hamsik. Sono molto diversi, però sono diversi, però mi ricorda Hamsik Hamsik era un centrocampista totale. Sì, assolutamente, però non poteva fare il difensore. Scott in realtà, volendo, non può fare il difensore, naturalmente. Adesso stiamo dicendo che Scott fa il difensore, ma Scott, volendo, può un attimo diciamo dare una mano in casi di emergenza, come per esempio possiamo durante la partita. Che il Manchester United si è suicidato dando Scott a 30 milioni, come ha detto Minervini, 30 milioni. Trovate il tempo di fare una preghiera alla dirigenza dello United che ci ha regalato Scott McTominay a 30 milioni. Fate una preghiera, vi prego, una preghiera alla dirigenza dello United. Poi ho scoperto che l'anno scorso, l'ho letto ieri, l'anno scorso McTominay aveva fatto il suo record di gol col Manchester United, 7. Ci siamo già 8. Ora adesso siamo a 8, quindi ha aumentato il suo record. Ma l'anno scorso ha fatto il suo record con Manchester United. Questi deficienti
che adesso lottano, non lottano perché ormai il campionato lottano 15esimi. No, lottano per la retrocessione, però non lottano perché ormai i 3 che vanno in Championship già ci stanno. Su 15esimi hanno dato via per 30 milioni. Vabbè, sono scelte che noi abbiamo approvato volentieri, grazie. Possiamo avere una via preferenziale. Dire grazie, per favore, grazie alla dirigenza dello United. Thank you. A Monza stessa formazione, ora non si deve cambiare nulla. Michele, allora non sono d'accordo, anche perché probabilmente che non sono d'accordo. Al 99% non sarà così, anche perché rientra il capitano. Anghissà credo che prenderà la titolarità al posto di Gilmour. Sicuramente, perché Anghissà è un giocatore che piace a Conte tantissimo per tanti modi e piace a tutti quanti noi, quindi sicuramente rientrerà tra i titolari, quindi la formazione cambierà relativamente, ma torneremo praticamente alla vedendo la formazione, pensando anche ai migliori in campo, io ti cito Olivera, perché Olivera sta facendo un campionato sulla sinistra dove quando lui manca si sente la differenza. Quando c'è il Napoli sulla corsia di sinistra, anche in difesa, è molto più sicuro, costruisce di più. Se non c'è Olivera, c'è Spinazzola, che però è un altro giocatore diverso, è completamente differente. Io penso che Olivera sta facendo delle prestazioni. Penso che Conte l'abbia fatto crescere anche a livello mentale, come un po' tutti quanti, sostanzialmente. Cioè, io penso che quando Conte parla anche di overperformare da parte di giocatori che danno il 200%, io penso sia molto anche a livello mentale, oltre che a livello naturalmente fisico, e di voglia, di cattiveria e tutto, ma la testa. Dopo l'annata scorsa, continuiamo a dirlo, penso stia influendo tanto. Allora, rispetto all'annata scorsa, rispetto a 2 anni fa, il Napoli oggi ha giocatori di esperienza che hanno vinto in altri campionati o in altre squadre anche in Italia. McTominay viene dal Manchester United. Lukaku ha fatto quello che ha fatto in varie altre squadre e ha vinto vari campionati. Hai Gilmour che comunque ha una mentalità inglese, quindi ha giocato col Chelsea, ha giocato comunque in un campionato... Era nel Chelsea, poi è andato nel Brighton. No, però nel senso, la mentalità che ti dà una squadra come il Chelsea, che hai comunque attorno a te dei giocatori forti e di uno spessore abbastanza uno spessore internazionale, ti forma. Hai giocatori che comunque Buongiorno ha calpestato partite internazionali anche con la nazionale, eccetera. Questi giocatori qua ti danno un qualcosa in più per la fine del campionato e per tutto. E infatti non per caso i gol te li hanno fatti Lukaku e McTominay. Assolutamente. Salutate la Sibilla Bacoli, dopo 10 anni ritorna all'eccellenza campana. Assolutamente. Complimenti. Forza la Campania. Complimenti. Forza la Campania. Complimenti alla Sibilla la Bellina in Serie B. È arrivato in Serie B. La Bellina in Serie B, quindi è vivo. Con la Juve Stabia che sta in zona playoff. Juve Stabia, fosse bella Juve Stabia. Juve Stabia in Serie A sarebbe figo. Derby Juve Stabia Napoli. Non ci arriverà mai. Intanto nel frattempo il Sassuolo è risalito, 2 palle su Sassuolo, però vabbè, sarebbe stato strano. Vedremo nuovamente ci troveremo il Pisa in Serie A l'anno prossimo. Sta arrivando. Il Pisa in Serie A e la Juve Stabia, chissà. Sarebbe figo, ma la vedo difficile. Sassuolo, Pisa, sono squadre leggermente più attrezzate. C'è il Palermo che vorrei rivederlo, il Palermo in Serie A. Sta a metà classifica, cioè forse in zona playoff, ma ha perso il Bari, appena perso il Bari. Comunque, per non perderci troppo, non perdere il filo, per non perdere relativamente il filo, per continuare a parlare di Napoli, poi magari facciamo un piccolo trafiletto anche sulla giornata di Serie A in generale, andando a guardare i risultati. Allora, io passerei a parlare di un giocatore che è sempre stramaledettamente criticato, che è Lukaku, che è Romelu Lukaku, ragazzi. 12 gol, 10 assist, 22 ragazzi, tra gol e assist, doppia, il 43% delle azioni tra gol e assist fornite cioè il 43% dei gol del Napoli in quest'anno sono merito di Lukaku. Ragazzi, non so di che cosa vogliamo più parlare. Un giocatore che si continua a caricare la squadra sulle spalle, magari a volte non fa delle partite eccezionali, ma come tutti quanti, come è successo anche a Neres a Bologna per esempio, e Conte l'ha detto, qua siamo sempre a puntare il dito tranquillamente, anche noi magari abbiamo detto la nostra, questo mi sembra logico, però su Lukaku ragazzi veramente io non so che cosa più abbiamo fatto gli stessi gol di Lautaro, a parte i stessi gol di Lautaro, allora nella squadra, cioè al momento nel Napoli, Lukaku ha un peso specifico importante, perché ieri
ritornando all'inizio partita, l'Empoli ci attaccava alto, recuperava palla alta perché c'è riuscita, ci creava comunque dei pericoli non clamorosi, ma qualche pericolo l'ha creato. Noi ci siamo appoggiati addosso a Romero. Assolutamente, Punto. assolutamente. E dai piedi di Romero, dalla difesa della palla ai piedi di Romero, che l'hanno raddoppiato, è nato il primo gol. Punto. L'assist che ha fatto a McTominay è studiato, ma ci vuole anche la bravura di un giocatore che ti fa perno e tra due difensori, tra due giocatori avversari, ti passa quella palla filtrante per McTominay. Assolutamente. Cioè la difesa della palla e lo smistaggio della palla, cioè non è cosa di poco conto, Ma è quello che si chiede a Romelu. Assolutamente no, poi è chiaro, sì, qualche gol lo sbaglia, ragazzi, ma mettetelo davanti alla porta 1, 2 volte, 3 volte, il gol lo fa. E infatti ha anche segnato, ragazzi, 1 gol e 2 assist. Sì, è contro l'Empoli. Poi è partito San amici. L'anno scorso abbiamo buscato contro l'Empoli. 2 anni fa non abbiamo vinto, non mi ricordo se abbiamo perso o pareggiato sempre in casa. Comunque era dal 2022 che non vincevamo in casa con l'Empoli. Sì. Cioè, giusto per essere chiari, perché qua diciamo sì, ma è l'Empoli, ma le partite si devono è sempre vincere. stata una bestia nera per noi l'Empoli. Le partite si devono a prescindere, ma comunque non è che una squadra che non chiedeva nulla al campionato, è una squadra che si è iniziata nella... per squadre del genere anche un punto è vitale. È vitale. Quindi, ragazzi, ecco perché poi l'inizio della partita dell'Empoli io me lo aspettavo, nel senso che certo, è normale, l'Empoli doveva partire forte, non che il Napoli è partito lento, è l'Empoli che ha cercato di fare i primi 10 minuti per fare qualcosa. Ma poi è uscita la tecnica e la qualità del Napoli. Ci sta perché è chiaro che se l'Empoli per qualche motivo va in vantaggio nei primi 10 minuti, poi si chiude, chiaramente ti rompe il cazzo. La cosa positiva è che naturalmente non abbiamo preso gol e poi siamo andati noi a stappare la partita. A quel punto, con la nostra capacità di palleggio e con le qualità che il Napoli naturalmente ha, tra virgolette, non abbiamo sofferto più di tanto, giusto qualche incursione, qualche solito piccolo errore che ci sta sempre, però niente di sì, forse abbiamo sofferto un pochettino le incursioni di Gyasi al primo tempo, poi una volta fatto il primo gol credo che l'Empoli si è sgonfiato piano si è sgonfiato totalmente, si è sgonfiato totalmente dopo il secondo gol. Dopo il secondo gol non c'è stato poco da fare per lei. L'abbiamo ammazzata perché finalmente abbiamo visto un secondo tempo. Fabrizio Di Carlo, ciao Fabrizio, forza Napoli sempre tutta la vita, sempre e comunque Fabri, sempre e comunque. Abbiamo finalmente visto un Napoli, non voglio dire arrembante, ma che ha fatto la partita per tutta la partita, tutto sommato. E infatti nel secondo tempo finalmente la siamo andati a chiudere invece di chiuderci con il secondo e il terzo gol, ragazzi. Io credo che, come ha detto anche Conte in conferenza pre-partita, il Napoli non è... Cioè lui chiede comunque ai giocatori di giocare e di portare il piano gara per tutta la partita. Credo che là è stato un fatto mentale anche contro il Bologna. Il braccino di cui si parlava durante la conferenza ieri non c'è stato. Ieri non c'è stato assolutamente. Ma credo che non ci sarà neanche nelle prossime settimane. Pure perché pazzisce una cosa, finalmente è una partita in cui a un certo punto mai ci rilassato. Mi guardavo la partita e dicevo che bello. Cioè dopo il 3-0 dice ok, pure si fanno uno gol, non fa niente, non è problema. No, però l'hanno volevo subito. Però sì, ecco, la cosa bella è che diventa l'obiettivo il clean sheet. A Safamaro. E in tutto ciò, allora io vorrei dire un'altra cosa perché poi mi vengono argomenti in mente. No, ma devono. Ragazzi, fateci delle domande. Sì, assolutamente, ragazzi, se volete domandate qualsiasi cosa. Prima cosa mi dispiace per Simeone, che continua a non entrare, però ragazzi purtroppo capisco. Giustamente ha provato a far giocare un po' Ngong e comunque le sostituzioni... diciamo all'80°, però che cazzo li trovi? Falli entrare un po' prima. Aspetta, ti posso dire che secondo me quelle sostituzioni là sono state fatte in risposta alle critiche delle varie sue sostituzioni non fatte. Dici per evitare fatta poco. Quando mai ha fatto 3 sostituzioni insieme? Quasi mai effettivamente. Si possono capire 2 cose dalle sostituzioni che ha fatto. Uno, Okafor non lo vede. Mamma è vero. Okafor non lo vede e abbiamo capito che Okafor secondo me non giocherà fino alla fine dei tempi. Probabile. Simeone purtroppo, e mi dispiace, una volta che fai uscire Lukaku e non fai entrare Simeone e fai entrare invece Raspadori, allora sì, vuol dire che probabilmente il Ciolo potrebbe partire e vuole tenersi Raspa. Bravo. E ragazzi, io non gli do nemmeno torto perché
nonostante tutti rompono il cazzo e dicono Raspadori, che c'è un sacco di gente a Napoli, c'è Raspadori non sa giocare a pallone, giusto per essere chiari, è più duttile, è più forte, è più giovane. Simeone, no, allora là ti serve sicuramente un giocatore che fa il vice di Lukaku, e se vuoi crescere, credo che con tutto il bene che si vuole a Simeone, non è Simeone il piano B del Napoli. Ma no, è chiaro, ma anche perché è un giocatore che probabilmente merita anche di giocare un po' di più un attimo verso fine carriera. Cioè anche andare in una squadra, se dovesse andare tipo al Torino per intenderci, io me lo prendo al fantacalcio, perché secondo me farà i solchi a terra. Ma assolutamente, cioè Simeone messo, per me il Ciolito Simeone messo anche al posto di Lukaku titolare tutte le partite, i gol li fa. Sì, ma non è un fenomeno, è un gran bell'attaccante. Poi dipende chi vuole far arrivare il Napoli nel mercato di giugno, perché se dovesse arrivare un Lucca, allora dico come tenga Simeone. Anche se dovesse arrivare un Oilund, allora io Simeone vai. Come dire, oddio, Lucca mi piace però. Sì, no, però se devo comparare, l'unica cosa che mi fa pendere verso Lucca è l'età. Però fra i due giocatori, per quello che mi può dare, io preferisco Simeone. No, non sono d'accordo, io terrei Lucca, sì, perché secondo me il ragazzo ce l'ha, ha tanto da dimostrare, c'è una personalità importante. Vediamo se abbiamo incarrato. Sono arrivate dichiarazioni di De Laurentiis che dice che quest'anno partiremo la stagione inizierà con più giocatori rispetto all'anno scorso. Io credo che molti acquisti già sono stati definiti, però c'è già un piano, una lista di giocatori da prendere. Allora, penso di sì per una serie di motivi. Il primo è che al 99,9% arriviamo in Champions, quindi è chiaro che la squadra fare una programmazione diversa. La squadra puoi già programmare, perché si arriva in Champions e la squadra sicuramente deve essere rinforzata, perché naturalmente non è, anche per quello che sta facendo capire Conte, non ci sono gli elementi o comunque alcuni elementi li vuole cambiare. E seconda cosa, proprio per Conte, naturalmente, se tu vuoi tenerti l'allenatore devi investire anche nel secondo anno, perché gli devi permettere di competere su tutte e tre devi permettere di competere, le competizioni. È chiaro che magari in Champions non speri di arrivare in fondo, però devi almeno giocartela. Devi permettere anche l'allenamento e la competizione fra i giocatori. Le coppie servono sempre. Un Neres che ha dietro un qualcuno che può prendergli il posto è diverso rispetto a un Neres che dietro sa di non avere nessuno e quindi sa che la titolarità è la sua. Ma assolutamente, perché da Brucio Mars, come si dice a Napoli, insomma, così quindi il dualismo fra i due giocatori nella stessa posizione serve, a prescindere dal numero di giocatori, ma proprio nell'atletismo e nell'allenamento stesso. Assolutamente, quindi vedremo cosa succede a giugno. Sicuro dovrà arrivare, io credo che Spinazzola non lo terremo, quindi sicuro arriverà un sinistro, un terzino sinistro. Non lo so, io devo aprire un attimo questa un caldo della Madonna, ok, perfetto. E non lo so, non so cosa arriverà e cosa non arriverà. Penso che verranno fatti acquisti un po' più rapidi rispetto all'ultima sessione di mercato. I soldi tendenzialmente ci sono. Magari spero che qualche club se lo sia un po' dimenticato che i soldi ci sono, perché qua pare che appena il Napoli ha una cosa di soldi i prezzi schizzano. Giusto per ricordarci l'ultima sessione di calciomercato. E io volevo fare, forse lo farò lo stesso, un altro video della serie Mi sono rotto il cazzo, ve lo faccio in diretta adesso. Allora, io mi sono totalmente rotto i coglioni della gente che si sta piangendo ancora Kvaratskhelia. Mi vado a spiegare, ok? Fenomeno, gli voglio bene, l'ho amato. Tendenzialmente, nonostante un poco lo odi perché se n'è andato a metà campionato, continuo ad amarlo perché è un giocatore fenomenale, è fortissimo, insomma sta facendo vedere a Parigi quello che abbiamo visto noi a Napoli, perché a quanto pare con una leggerezza diversa a livello mentale ha ripreso un pochino, insomma, a giocare come sa, ad essere se stesso. Perché mi sono rotto il cazzo delle vedove di Kvaratskhelia? Perché noi non possiamo restare inchiodati al passato. Vi voglio bene. Allora, io capisco tutti i discorsi, sì, ma se c'era Kvara saremmo stati primi con 14.000 punti di vantaggio. Non è vero, perché bisogna sempre vedere. Sì, ma se c'era Kvara facevamo più gol. Non è
vero, perché bisogna vedere, cioè nel senso noi ragioniamo come se ci fosse rimasto Kvara saremmo stati i leader indiscussi del campionato. È chiaro che avremmo avuto più possibilità perché probabilmente sì, perché chiaramente il giocatore ha un valore, diciamo, ha un valore assoluto, però avete rotto i coglioni. Se n'è andato, è voluto andare a Parigi, mo voi potete dire colpa di De Laurentiis, per me le colpe sono sempre da dividere, secondo me non è così colpa di De Laurentiis perché non credo, cioè De Laurentiis non si è mai privato dei fenomeni, dei giocatori più forti a gennaio, ragazzi, non l'ha mai fatto. Allora, nella storia del Napoli di De Laurentiis, vi prego, andatevi a vedere tutte le stagioni, non è mai successo. Noi vi ricordo che rifiutammo, cioè la società Calcio Napoli rifiutò tipo 50-60 milioni per Allan. Stiamo parlando di Allan, che all'epoca era, diciamo, stava vivendo una stagione incredibile. L'unico che se ne andò era Hamsik. Ma era diverso, ragazzi, però era diverso. Cioè, non è che se n'è andato a Paris Saint-Germain, cioè se andò in Cina, voleva cambiare vita, ma lo sa, in realtà ma si sapeva già. Si sapeva. Del resto nessuno è andato mai via. Cioè, ripeto, stiamo facendo un confronto con Allan che non è partito 50-60 milioni per Allan, io gliel'avrei portato in braccio, sì, perché per quanto io lo amavo Allan in quel momento, però sapevo ti offrono 60 milioni, tu che fai? Io sapevo che non avremmo mai più preso quei soldi per Allan. A parte, e quindi sto dicendo che Allan non l'ha venduta, ha voluto vendere a Kvara. Io penso che sapendo che 100 l'avresti venduto in estate, sì, perché in estate avrebbe preso gli stessi soldi se non di più, perché cioè, immaginate nella vostra mente bacata, no? Voi dite no, che chi ha voluto fare sordo, ma secondo voi se quello si tiene qua la scheda, facciamo finta, giochiamo con i se e con i ma, ok, da deficienti perché da stupidi, si tiene Kvara, il Napoli va a vincere il campionato, che fai? Poi Kvara te lo vendi sempre a 70 milioni, no, te lo vendi a 100. Quindi nella mente di imprenditoriale di De Laurentiis, dal mio punto di vista, c'era questa prospettiva di dire ok, rimani, proviamo un attimo a fare un altro miracolo, per così dire, e poi te ne infatti ti vendo anche più soldi. Invece lui io credo che tutti pensavano a questo discorso che stai facendo tu. Quello che ha fatto cambiare poi tutto è stato proprio Kvara. Lui e gli agenti di Kvara a voler spingere per andarsene. Allora, io vi faccio questa previsione perché Kvara nel video di addio, in questi favolosi video di addio, mi piace fare davanti ai giocatori, infatti vi dico la verità, io in realtà non l'ho visto. Io mi sono letto delle cose, io non l'ho visto perché a me queste cose allora, io ho visto un solo video di addio, quello di Mertens, ma è tutto diverso. Però mi sono letto quello che ha detto a volte nel video di addio e lui ha detto che poi un giorno ci spiegherà le motivazioni. Allora io ve lo dico, un giorno Kvara, forse fra 20 anni, vi dirà che lui ha fatto questa scelta per la famiglia, punto, perché ragazzi Kvara viene da, come tanti giocatori, come lo stesso Osimhen, viene da situazioni disagiate, ok, mettiamolo così. Con lo stipendio al Paris Saint-Germain, Kvara ha sistemato tutta la famiglia e le prossime generazioni. Sono pensieri che si fanno, che ti spingono anche a fare i tuoi familiari che possono guardare i tuoi agenti. Sai che cosa mi fa ridere? Il fatto che ogni giocatore che potrebbe andare via, che va via, un giorno vi spiegherò. Higuaín è un giorno vi spiegherò. Spalletti, poi nel mio libro vedrete. E chissà, un giorno avete cagato cazzo. Parlate adesso, se non parlate adesso è cosa di calciomercato e di sport, non è un problema. Mamma mia. Però ti dico, non è tanto essere vedove di Kvara, è che il tifoso napoletano è nostalgico. Noi ancora oggi pensiamo a Higuaín, aspetta, ma va bene, anche io lo sono, cioè anche io ci penso. Siamo i primi che sulle nostre pagine social condividiamo i gol del passato, ok? Quindi va benissimo, la nostalgia va bene, la nostalgia. Non il dire, ma se ci fosse stato allora io vi dico che giustamente se ci fosse stato al momento l'attacco con Higuaín, Cavani, Hamsik, Lavezzi, Gesù, mio nonno teneva 3 palle, è bravo, se Maradona era morto allora teniamo 40 scurette ficce, ma che stiamo parlando? Quindi perciò io dico, detto mi sono rotto il cazzo, siamo sopravvissuti agli arditi tanti giocatori, siamo sopravvissuti all'addio di Maradona all'epoca quando se ne andò da Napoli, con tutto il bene che ho voluto a Kvara, però dopo un anno e mezzo. Forse Kvara l'abbiamo visto solo, effettivamente, proprio concretamente, solo per un anno. Sarebbe stato bello vederlo un po' di più con la maglia del Napoli e fare qualcosa in più per il Napoli. Ma quello è perché è quello che ti rode un pochettino. È quello che ci sarebbe perché piaciuto. Per esempio un Lavezzi
dico Lavezzi che secondo me non è neanche l'unghia di Kvara, ma a livello di tecnica, poi Lavezzi è un'altra a livello di cuore siamo molto diversi. Un'altra tipologia di giocatore. Lavezzi comunque quando è stato? 6 anni? 5 anni? Non mi ricordo. Almeno 5, dal 2007 al 2012. 5 anni. Hai visto un'evoluzione di Ezechiel Lavezzi nei 5 anni. Cavani lo stesso, ha dato quello che doveva dare. Sarebbe andato via. Kvara tu l'hai visto il primo anno, il secondo anno non l'hai visto, sto mezzo anno non lo conto perché secondo me già la testa stava là, era più pesante, la testa già era pesante, da un'altra parte, ragazzi, il rammarico secondo me è vedere un Kvara almeno per 3 anni a Napoli, vedere la sua parabola a Napoli e poi diceva vabbè arrivederci e grazie, vai a fare altre cose da altre parti, vai a vincere quello che vuoi vincere, vai a prendere i soldi che vuoi prendere. D'altronde queste, ragazzi, ci tenevo a fare questo trafiletto perché onestamente, ripeto, sì, perché mi fa sì, che voglio, leggono le cose e vedo sempre gli stessi commenti e Kvara di qua, Kvara di là, voglio Kvara, non ci sta. Ok, non c'è. È Parigi, finito, caput. Sta a Parigi. Detto questo, direi, ragazzi, che abbiamo fatto una gran bella vittoria ieri, sì. Da grande squadra, contro una squadra che comunque lotta per non retrocedere. Campionato aperto e ancora aperto, direi, e quindi se vuoi dici le prossime 2, infatti dicevo, se vuoi andiamo a fare una piccola parentesi prima di chiudere, attenzione, andiamo a fare una piccola parentesi prima di chiudere andando a dare uno sguardo alla Serie A in generale, quello che è successo questo turno e che cosa potrebbe succedere nei prossimi. Allora, prima di tutto, lasciando stare la lotta a scudetto, la vittoria contro l'Empoli è molto importante perché ci mettiamo a distacco di, se non sbaglio, 11 punti dal quinto posto. Abbiamo 7 punti dall'Atalanta e 11 punti dal Bologna. Quindi possiamo dire che 11 su 18 disponibili, penso che la Champions l'obiettivo del Napoli, che era la Champions iniziale, tendenzialmente è quasi raggiunto. Ce l'hanno fatta. Tendenzialmente è quasi raggiunto. Ora possiamo pensare eventualmente anche perché a Bologna, che è quinto al momento, c'è comunque un calendario molto complicato, quindi Bologna, la vedo dura che faccia tutte vittorie, così come la Lazio e così come la Roma, quindi assolutamente bisognerà vedere. Quindi ci sta. Penso che la lotta, naturalmente, noi la Champions l'abbiamo raggiunta più o meno, manca solo la matematica. Teniamo aperta la lotta a scudetto, le prossime due partite potranno essere fondamentali. Naturalmente, inutile dire, ragazzi, che il Napoli deve vincere, punto. Cioè, se vuole, non se vuole pregare, dobbiamo sperare in qualche passo falso dell'Inter e soprattutto dobbiamo sperare che l'Inter vada avanti in Champions. Diciamo, al momento è sulla buona strada. Meno che non muore in casa. Sono un po'... non lo so. Il fatto che vada avanti in Champions sono non tanto d'accordo. Perché? Perché andare avanti in Champions, questo vuol dire che l'Inter ha, non a livello fisico, ma a livello mentale, ha una spinta in più. Se tu pensi, per esempio, alla partita contro il Cagliari, loro stavano rivivendo, è un parolone grosso, i fantasmi del passato contro il Parma, no? Della settimana precedente. Però tu dici... sì, ok, è passata una settimana dal Parma, ok, ma in mezzo c'era la partita col Bayern in cui tu hai subito il pareggio, ti sei portato poi in vantaggio nuovamente. Nella testa dei giocatori tu non vai a pensare alla partita col Parma, vai a pensare alla partita contro il Bayern e quindi quella cosa ti dà quella spinta in più di dire cazzo ce l'ho fatta col Bayern. Sono d'accordo, naturalmente, come è oggettivo, però il fatto è chiaramente potrebbe essere più stanco. Fisico, infatti ho detto energia mentale. Fisico ci sta. La questione mentale sono d'accordo, però una cosa è che tu vai a giocare in casa col Cagliari e una cosa che tutto sommato la prossima va a giocare fuori casa col Bologna. Bologna che però ti lascia molti spazi e per il gioco dell'Inter va a nozze. Poi bisogna vedere. Siamo d'accordo, però comunque devi andare a giocare a Bologna. Tutti quanti hanno avuto problemi a Bologna, quindi poi magari all'Inter vai e vince 4-0, per carità, insomma, stiamo sempre parlando della squadra più attrezzata in assoluto per vincere il campionato e per arrivare anche in fondo alla Champions. Assolutamente. Cioè, non so se mi spiego, perché qua pare che a volte si parla dell'Inter come se fosse una squadretta, ragazzi, uno squadrone, cioè gli outsider siamo noi. E potenzialmente vincitrici del triplete. Potenzialmente sì, chiaramente c'è il ritorno di Champions al Bayern. Il ritorno di Coppa Italia con Bino. Allora, col Bayern, se non si suicida, perché gioca in casa. Gioca in casa, hai vinto 2-1 a Monaco, difensivamente l'Inter è forte, se non compie un suicidio ce la dovresti fare.
C'è il ritorno chiaramente di Coppa Italia col Milan, che comunque un'incognita perché il Milan non ha nulla da perdere, assolutamente, soprattutto dopo la stagione che sta facendo in campionato. E il campionato naturalmente va da sé perché deve affrontare ancora Bologna, Lazio e Roma. Noi le prossime 2 ce l'abbiamo col Monza sabato e col giochiamo, Torino poi in udite, prima dell'Inter. Incredibile. Prima dell'Inter. Incredibile. E poi ce l'abbiamo... Ciao Aldo, buongiorno a te. Poi ce l'abbiamo Torino. contro il Torino in casa, sì. Ok. Abbiamo invece loro hanno Torino Bologna, in casa, però non ci sono ancora gli orari. Bologna fuori casa Però Bologna fuori casa e la Roma. E poi Roma in casa, sì. Che comunque è tosta perché Ranieri si sta giocando un po' si giocano un po' su Champions. Quindi è tosta, e anche nonostante poi stiamo parlando sempre di Seddi, ma nonostante la Lazio l'Inter l'affronti praticamente alla penultima, è comunque una partita tosta, nonostante giochi sempre in casa l'Inter, è comunque una partita tosta perché la Lazio probabilmente si giocherà un posto in Europa fino alla fine. Ma la lotta Champions secondo me si porterà avanti fino alla fine, quindi probabilmente sì, quella partita sarà valida per la Champions. Saranno tutte partite toste come Champions Europa, come ce l'avrà anche il Napoli, perché il Napoli giocherà comunque tante squadre che lottano per retrocedere. Tralasciando il Monza e il Torino, che sono squadre che Monza non ha più nulla da chiedere, bisognerà il Torino vedere... è a centro classifica, le altre hai Parma, Cagliari esatto, e Lecce. Bisognerà vedere dopo, per esempio, il Torino, il Lecce, in che situazione sarà, che cosa avrà da chiedere al campionato. Poi affronteremo il Genoa in casa, quindi anche quella potrebbe la squadra essere, che non ha nulla da chiedere al momento, però il Genoa è una squadra tosta. E poi andiamo a Parma, altra squadra che bisognerà vedere in che situazione ci sarà. Cioè, la situazione comunque è apertissima. Bisogna valutare partita per partita. Noi comunque facciamo il nostro e dobbiamo stare là, vincerle tutte per sperare che qualche inciampo su una buccia di banane dell'Inter. Però il nostro ama fa, punto. Mo ci siamo messi in questa situazione in cui non siamo padroni di noi stessi. Lo sei sempre in realtà, perché tu devi vincere. Vinci, no, nel senso che comunque la matematica per te, cioè se pure dovessi vincerle tutte, non porta lo scudetto qualora l'altra squadra non inciampa. Assolutamente. Quindi devi fare il tuo e sperare di. Mazzocchi è migliorato tantissimo l'ultima volta. Sì, Aldo, sì, effettivamente sì. Ne abbiamo parlato prima, facciamo giusto un'altra piccola parentesi. Non è che è migliorato, ragazzi. Mazzocchi è sempre stato, diciamo, su questo livello, che non è un livello da grandissima squadra, non è un livello da top club, è un buon livello. È un buon gregario. È un buon gregario, esatto. Un giocatore che, ripeto, se a meno che il Napoli non fa un investimento importante sulla fascia destra l'anno prossimo, prendendo, ne so, un giovane di prospettiva da alternare realmente con Di Lorenzo, se mi devo tenere un gregario, mi tengo Mazzocchi tutta la vita, perché Mazzocchi poi devo fare il terzino destro e l'esterno, giusto per esterno di centrocampo, esterno alto, volendo anche. Quindi, ripeto, è un buon livello di turnover, sì, è un buon livello di turnover, soprattutto, cioè, per capirci, ragazzi, se l'anno prossimo si gioca in Champions, è un buon giocatore da far alternare a Di Lorenzo per le partite di campionato, cioè se facciamo la partita di Champions e la partita dopo bisogna giocare, lasciatemi dire, Napoli-Pisa, penso che Mazzocchi può giocare, cioè questo è il concetto. Quindi per questo io Mazzocchi lo terrei tranquillamente. Poi si vedrà. Però si vedrà. Vedrà. Io credo che Mazzocchi ci sarà una mini rivoluzione nel Napoli comunque e Mazzocchi sarà partente. Ti volevo chiedere, tornando ormai il Napoli abbiamo parlato comunque abbastanza, no? Ti volevo chiedere, dopo questa giornata, secondo te, perché abbiamo fatto un video un po' di tempo fa in cui facciamo... No, lascia perdere la Champions, in cui facciamo un po' quel prospetto della classifica finale. Okay. Secondo te è cambiato qualcosa nella corsa a non retrocedere dopo questa giornata? Io che avevo messo il Parma che retrocedeva. Non mi ricordo, sì, avevo messo Monza, Venezia e Parma. Esatto. Il Venezia si è resuscitato. Il Venezia è resuscitato e ha aperto la lotta alla salvezza fino, secondo me, al Cagliari. Sì, perché non è più un solo posto, ma sono 2 posti. Il Cagliari è ancora abbastanza risucchiato e il Verona ancora non è tranquillo. Al giorno d'oggi ti dico che l'Empoli la prossima è Empoli-Venezia. Sì. Quindi da là si decide qualcosa, è un play-out, è uno spareggio. Si vede tantissimo. Quello è uno spareggio. E ad oggi ti dico che Lecce ed Empoli come forma sono quelle più accreditate per retrocedere.
Quale? Empoli e Lecce, Sì. come forma. Sì. Però ti cambia tanto questa partita qua, Empoli-Venezia. Allora, a me il Venezia ha impressionato, ti dico la verità, ha impressionato non tanto per il gioco, chissà, impressionato perché non sta prendendo molti gol. No, è Di Francesco è sfortunato. Sì, ragazzi. Perché pure l'anno scorso aveva pensato a sta fatto cosa. tante cose belle col Frosinone. Purtroppo per tante cose, per tanti motivi, nella seconda parte della stagione è calato particolarmente. Però posso dire che guardando il Frosinone quello che sta facendo in Serie B, e io non riesco a dare tutte le colpe a Di Francesco, perché il Frosinone si è ripreso adesso. Infatti, secondo me, nella prima parte i giocatori, a parte sì, Sule e qualcun altro, ma i giocatori più o meno sono quelli, Sì. Non è cambiato molto il Frosinone. Aveva buoni giocatori di prospettiva che sembravano di prospettiva forti, potenzialmente forti, ma secondo me è perché anche avevano overperformato nella prima parte di stagione. Poi sono colati a picco, e il Venezia invece sta facendo il contrario, ha fatto una prima parte di stagione de merda, adesso ha trovato nel collettivo, nella voglia di cercare di salvarsi, un appiglio per risalire la classifica. Cioè il Venezia stava a 17, si dice, quando stava? 8-9 punti di differenza dalla terzultima, quartultima, tantissimo. sono arrivati a pari punti all'Empoli che è terzultima. Pareggio dopo pareggio, comunque i punti il discorso che facevamo prima, per le squadre che si devono salvare, anche un punto è vitale. E infatti pareggio ha fatto l'ultima vittoria contro il Monza. Cazzo, se non vinceva questa, e comunque ha rischiato. Però ti dico, secondo me il Lecce è un'altra squadra che scende. Non lo so, allora io onestamente sono molto... Guardando le squadre, la lotta è fra Lecce, Empoli, Venezia e Parma. Venezia e Parma, diciamo che quelle tranquille dal Como in su, sì, Aldo, naturalmente dal Como in su stanno molto tranquille. Il Como è lì perché il Como arriva decimo. Sì, no, ma al di là di quello non arriva decimo, arriva 13esimo, quindi è indifferente. Il Como è a 36 punti, non ne ha di più, ragazzi. Il semplice fatto che Fabregas fa giocare sempre, non si chiude mai. Quindi, per esempio, anche ieri il Como aveva rischiato di subire l'ennesimo pareggio beffa praticamente alla fine, ma perché il Como tendenzialmente non si chiude, gioca, e quindi poi è facile che il gol lo rischi di prendere. Ma poi è anche un discorso di esperienza, secondo me, ripeto, come abbiamo sempre detto, il vero Como lo vedremo l'anno prossimo, perché tanta roba. Io penso che arriverà. Il Parma si salva e scendono Empoli e Lecce, non è in ottima forma, e lo so, l'abbiamo appena finito di dire. Allora il Parma sarebbe un peccato non salvarsi, anche se nella seconda parte di stagione, soprattutto